Io sì, sono un oculista, un medico specialista in oftalmologia, sono professore associato all'Università di Ferrara e mi occupo all'Università di Ferrara essenzialmente di maculopatie, mentre a Campo San Piero, presso il centro specializzato per la retinite pigmentosa della Regione Veneto, sono il referente scientifico del centro presso la rete europea EARN-AI, e questo ruolo mi consente di avere un contatto diretto sia con i pazienti sia con le problematiche di questi pazienti, più in generale, quindi avere quella visione d'insieme che a mio avviso è necessaria per affrontare al meglio e anche in un'ottica di rete nazionale le problematiche di malati rari come le persone affette da retinite pigmentosa, i bambini affetti da retinite pigmentosa, in vista soprattutto delle nuove prospettive di terapia genica, ma anche, senza dimenticarsi, le prospettive di fecondazione assistita con diagnosi preimpianto, diagnosi genetica preimpianto, per consentire appunto una possibilità di diventare genitori senza far più nascere persone affette da questa malattia che nella maggior parte dei casi non ha una vera e propria terapia. Quindi è ovvio che la prevenzione primaria in questo senso diventa fondamentale. Questa visione d'insieme mi ha portato a prendere contatti con le persone a mio avviso più competenti riguardante la gestione della disabilità in età pediatrica, con persone competenti e molto volenterose di crescere a livello di analisi genetica molecolare presso l'azienda ospedaliera di Padova, e tutta questa modalità di fare squadra ha poi come minimo comune denominatore un'assemblea come quella di oggi, dove Retina Veneta, Antonio Ongro, riesce a coagulare anche la presenza di molti decisori politici, di persone che in qualche modo si fanno garanti delle nostre necessità, senza dimenticare che un centro come quello di Campo San Piero, che comunque insiste su un'azienda sociosanitaria, l'ULSS Eugania, molto ben disposta nei confronti di innovazioni che non devono essere date per scontate, e quindi merito anche al direttore generale Paolo Fortuna, al direttore sanitario Aldo Mariotto, che oggi appunto il dottor Mariotto era presente qua con noi, ci stanno dando manforte anche in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Padova, e in particolare con appunto i genetisti di questa azienda, che ci hanno comunque consentito e ci stanno consentendo di cercare di raggiungere quei livelli di diagnosi molecolare che magari in altre situazioni italiane o soprattutto europee sono già stati raggiunti da qualche tempo. È chiaro che Campo San Piero rimane un centro di riferimento soprattutto per la riabilitazione, ma evidentemente non ci si può sottrarre da una gestione più omnicomprensiva di un paziente complesso come quello affetto da eredodistrofia della retina. Nome e cognome? Francesco Parmeggiani, non l'avevo detto? Ah, ecco, Francesco Parmeggiani.